Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono 3.636 gli esami eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica, realizzato nel Genovese e nel Savonese tra novembre 2025 e aprile 2026. Attraverso questa attività di diagnosi precoce sono stati intercettati ben 1.089 pazienti. Prende il via il nuovo Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo pensato per rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra i principali compiti, l'analisi dei dati, il monitoraggio dei servizi e la formulazione di proposte e politiche mirate. Regione Liguria e Aeroporto di Genova fanno squadra a Roots Europe di Rimini, tra i più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Obiettivo: rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l'anno. Si è svolto a Genova il convegno della Guardia di Finanza su cyber security e intelligenza artificiale, un'occasione per approfondire le nuove sfide della sicurezza digitale e il ruolo strategico dell'innovazione tecnologica. Si è aperta oggi con l'inaugurazione della mostra Mare Nostrum di Andrea Roggi in Piazza dei Ferrari il programma di Ligia Salassio Genova Cultura Fest. Con il progetto Mare Nostrum, Roggi porta le sue sculture lungo le coste liguri da Ponente a Levante. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.